Presidente Trevisan, un successo che vale nuovamente il secondo posto. Soddisfatto? Sì, assolutamente sì, anche perché non era facile ripartire dopo domenica scorsa della battaglia a Giulianova. Sicuramente, ripeto, oggi è stata una partita importante anche perché i ragazzi psicologicamente hanno reagito bene. Partita difficile, sicuramente noi eravamo un po' sottotono, non eravamo al 100%, però per tutte le occasioni da gol che ci sono state e anche qualche recriminazione il punteggio poteva essere più tondo, però va bene così, tanto alla fine quello che poi ci dobbiamo ricordare sono i 3 punti alla fine della partita, o 2-1, o 4-1, 5-1 non fa grande differenza. Devo dire che gli avversari ci hanno tenuto testa, sono stati anche bravi i nostri difensori a non renderli mai pericolosi, perché di fatto noi abbiamo preso un gol in un'unica situazione avversa, il resto la partita l'abbiamo fatta quasi totalmente noi. Tra le note liete di questa giornata è stato il gol di Lalli, che è rientrato dal primo minuto, e anche il ritorno in campo di Marinelli, che comunque darà un maggior peso specifico all'attacco in questo rush finale, anche in prospettiva playoff. Sì, diciamo che Lalli è un giocatore fondamentale per questa squadra, si fa sempre trovare al posto giusto al momento giusto, nonostante il mese di stop oggi insomma, ha dato un apporto importante al risultato alla squadra. Vito avrà bisogno ancora di tempo, però sembra, come dire, da una prima impressione si muove molto bene in campo e quindi speriamo di averlo già in condizione di far male alle difese avversarie a breve. È chiaro che dopo un anno, quasi 8 mesi di fermo, non ha i 90 minuti sulle gambe. Parlando col mister all'inizio della partita, insomma, è chiaro che lui adesso deve mettere minuti nelle gambe e cercare di ritrovare la posizione in campo, però già anche oggi si è visto, insomma, c'era un rigore direi abbastanza netto su di lui, che non è stato l'arbitro ha deciso di non darlo, però insomma ha dato il suo contributo. Se l'arbitro avesse dato il rigore in quell'azione che lui ha portato a termine, la partita si sarebbe chiusa senza qualche patema di troppo alla fine del tempo regolamentare. Ultima domanda: domenica prossima si va a Cupello, sarà una partita dura, però il Chieti deve tentare di vincere per chiudere in bellezza anche il campionato in prospettiva playoff. Ma direi a Cupello sarà una battaglia, anche perché è una squadra che gioca a pallone, gioca in velocità. A me sicuramente una di quelle squadre che non dispiace, rimango sorpreso anche della posizione in classifica che ha, e certamente ha perso anche oggi a Capistrello, quindi insomma ci aspettiamo una partita durissima in un campo difficile, ma abbiamo anche il campo della Torrese poi dove dobbiamo andare a giocare, cioè noi abbiamo Cupello, Torrese e Paterno, sono tutti campi impegnativi. L'obiettivo è portare i 3 punti a casa sempre, anche perché è chiaro che visto che ormai il campionato è sfuggito per la vittoria del Giulianova a Martinsicuro, però direi che ci possiamo giocare ancora bene i playoff, soprattutto con l'apporto di Lalli, Catalli e Marinelli, anche lo stesso Margherita che è ancora fuori, insomma sono tutti attaccanti di qualità, e quindi cambieremo, spero, l'assetto delle nostre partite. All'ambiente che cosa si sente di dire? Vabbè, niente, io oggi sono tornato a parlare all'ambiente, diciamo, ringrazio i tifosi che continuano a seguirci. È chiaro che domenica scorsa c'è stata un po' di delusione per il risultato, anche per la grande partita che in fondo noi abbiamo fatto a Giulianova. Direi che andiamo avanti e cerchiamo di portare a casa gli obiettivi che ci siamo prefissati all'inizio della stagione.